Parliamo di viaggi in ferrovia ovviamente e ne parliamo con un carissimo amico che è Antonino Danna. Antonino Danna del Garage dell'Alfista, che è un carissimo amico di origini calabresi ma di sangue anche siciliano. Nino, benvenuto al podcast di Ferrovie Siciliane. Benvenuti tutti, grazie per avermi invitato, un saluto a tutti gli ascoltatori. E insomma, mi verrebbe già da citare la prima cosa che mi viene in mente di ferroviario, Ivan Graziani, Viaggi e Intemperie, il suo disco del 1980, che è un disco dedicato al tema del viaggio, no? Mi pare si chiamasse Agnese sul treno, se non ricordo male, che parla appunto di questo incontro con questa ragazza sul treno. Comunque lì siamo a delle latitudini un po' elevate rispetto chiaramente alla Sicilia, però il treno ha attraversato la mia vita fin dall'inizio. Tu hai dei legami fortissimi con la provincia di Palermo. Sì, mio padre era di Bagheria, buonanima, e da bambino lui lavorava, aveva questo zio che era pittore, ma nella vita di tutti i giorni per mantenersi era lo spedizioniere della Danzas per Bagheria, era l'agente della Danzas per Bagheria. E quindi molto spesso da bambino lui lo andava a trovare in ufficio, e trovandolo in ufficio lavoravano a preparare i treni che partivano da Bagheria, trasportavano agrumi in tutta Europa. Quindi lui portava i bollettini sulla composizione del treno. Parliamo di Bagheria, stazione ferroviaria ovviamente. Stazione ferroviaria, sì. Praticamente dove oggi c'è il binario morto, accanto c'era sto casotto che era quello dove c'era la Danzas. E era lì il fascio merci della stazione di Bagheria. E mio prozio Giuseppe Valenti lavorava lì. Mio papà era appunto un bambino, lì si formavano le composizioni con i carri merci, tra l'altro erano carri merci refrigerati, ma refrigerati in una maniera un po' particolare, perché praticamente funzionavano con una intercapedine all'estremità, sì? Erano all'interno zincati, se non ricordo male dai racconti che faceva mio padre, e avevano queste due intercapedini che venivano riempite di ghiaccio. Di lastre di ghiaccio, sì. Sì, esatto. E una volta caricate con le lastre di ghiaccio, gli agrumi che venivano caricati arrivavano fino a Berlino in 3 giorni. Tra l'altro, siccome mio papà era del 41, a quel tempo al traino di questi merci c'erano le 685. Perché la trazione era ancora a vapore, quindi ogni tanto qualche dirigente movimento che si dimenticava di aprire correttamente i segnali, diciamo che veniva anche a volte bastonato dai macchinisti che schizzavano da dentro le cabine comando di queste locomotive a vapore, e qualche volta è successo che qualche macchinista è stato un po' manesco perché si è sfiorato il guaio. Stiamo parlando della fine degli anni 40, primi 50. Cose che oggi sarebbe impossibile fare con tutta la tecnologia che c'è nell'infrastruttura ferroviaria. Sì. Quindi con te potremmo parlare di 100 argomentazioni, però ecco, quello che ci accomuna tra noi due anche un po' quello che è l'amore verso lo Stretto di Messina, verso i ferry boat, verso quello che è anche tutto questo rito che c'è dall'attraversare lo stretto anche in treno, tutti questi viaggi dalla Sicilia verso il continente. Qualche aneddoto insomma del tuo passato, qualcosa che ricordi in particolare, perché di viaggi insomma ne abbiamo fatti tantissimi, ma tu ne hai fatto presumo anche qualcuno in più di me. Ma io intanto viaggiare in treno era un evento, perché succedeva sempre nel periodo dei morti, quando io ero bambino e poi crescendo da adolescente. Mio padre andava avanti, era il tempo in cui si abbacchiavano le olive, e poi tutta la famiglia prendeva il treno alla Lamezia e andava per Termini Imerese. Quindi quando si viaggiava era l'evento, perché si prendeva il treno ed era qualcosa di straordinario, di diverso rispetto al viaggio in automobile. Io poi mi sono affezionato al treno, anche mio padre piaceva in realtà. Piaceva molto viaggiare in treno, anche se diciamo che una volta arrivati a Villa San Giovanni e passati in Sicilia, in effetti
i tempi di viaggio allora sulla Messina-Palermo erano tempi molto lunghi. Chi oggi dice ma c'è il raddoppio da finire, sì, però voi ve lo ricordate quando c'era da fare la salita dei peloritani con la locomotiva in coda e la maglia sganciabile? Ve lo ricordate quando ci voleva tutto il tempo che ci voleva per attraversare anche il in tratto nave tra Terme stretto, e eccetera, Briatore eccetera. e praticamente Milazzo, ci voleva anche qualche minutino in più rispetto a oggi. Esatto. Insomma, la linea oggi Esatto. percorre dritto il territorio, mentre qualche anno fa, parliamo fino al 1991 il primo tratto e poi il 2001 l'altro, le cose sono cambiate in modo veramente importante. Nino... Ma io di aneddoti comunque sì. ne ricordo due, ne voglio ricordare due. Sì. Uno che insomma mi è rimasto dentro e mi ha ferito quando è successo. Io ricordo un mattino del 1991, credo, mattino d'estate, sì, del 1991, eravamo con l'R4 perché si era rotta la macchina grande. Abbiamo preso il Caridi, era l'alba e il Caridi è uscito a marcia indietro da Villa e mi ricordo questa manovra, io ho in testa proprio l'immagine come in un film di questo traghetto che gira verso Messina e viene gradualmente inondato di luce dal sole che sorge. Questa è probabilmente una di quelle immagini che si dice che ti restino di tutta la tua vita. Questa è un'immagine che io mi sono portato appresso, credo, per sempre. Sono i nostri ricordi eterni. L'altra è una mattina, credo dall'Iginia, avrò avuto pure lì una decina d'anni, verso le 7 del mattino, a un certo punto alzo gli occhi, guardo nella stazione di Villa e si profila questo strano treno col muso d'aereo, bianco e rosso, che oggi non c'è più. Era il Pendolino ed era per noi il simbolo del futuro che stava arrivando, perché negli anni '80 il Pendolino era il simbolo del treno veloce che ci avrebbe portato nel 2000, che nel 2000 avremmo avuto tutti questi grandi vantaggi che poi non del tutto si sono realizzati. Pendolino oggi lo stretto lo vede ancora, ne è rimasto solamente uno, credo, a Reggio Calabria, che ormai aspetta di passare a miglior vita, come si direbbe. Solo che il territorio siciliano questo treno, come ben sai, non l'ha mai neanche sfiorato, l'ha semplicemente visto da lontano, questi 3-4 km di stretto di Messina, ma dall'altra parte non è mai arrivato, a parte il famoso prototipo. Nino, questi ricordi chiaramente sono tu parli chiaramente del 1991 sulla Cariddi, quindi deduco che forse addirittura le ultime corse che faceva quella nave traghetto. Sì, appunto. Mentre per quanto riguarda l'Iginia, credo che forse, anzi in quel caso, la nave aveva qualcosa come circa una decina d'anni o poco più, se tu dici di avere avuto in quel periodo circa 10 anni. Quindi le navi in quel momento la flotta aveva un gran numero di navi, la San Francesco, la Reggio, insomma, e tante altre belle navi che in qualche maniera sicuramente tra chi ci ascolta apriranno degli scenari, dei ricordi che spero che qualcuno poi, se le vuole condividere anche con noi, ci può anche contattare tramite posta elettronica o tramite i social e magari può anche condividerle insieme a noi. Però il traghetto non era solamente questo qua, il viaggio non era solamente questo. Tu sai benissimo che la sosta sullo stretto, quella mezz'oretta, quei 40 minuti, quell'oretta, quello che era, offriva ben altro. Non era solamente uno scenario, come naturalistico, ma era anche uno scenario gastronomico. Sì, scene gastronomiche perché ti potevi mangiare l'arancina, eccetera, eccetera. Alle volte anche scene di idiozia, perché sapete che ora c'è il Tamara Challenge, ma io ho fatto a tempo, era il 1997, Titanic era il film campione di incassi e io una mattina traghettando insieme ai ragazzi che andavano all'università a Messina, io traghettavo a piedi, non mi ricordo perché stessi andando in Sicilia, insomma a un certo punto forse era il Villa, a un certo punto mentre il Villa entrava in porto i due soliti pezzi, stavolta erano due maschi in vena di goliardate che facevano Jack e Rose sulla prua solo che il Villa a un certo punto ha alzato la prua. Alzato la celata, è stato divertente. È stato divertente. Raccontaci nel dettaglio, perché il divertente lo vogliamo sapere fino alla fine cosa è successo. Io lo immagino cosa è successo, ma facciamolo immaginare, Niente, praticamente anche a chi ci sta ascoltando. Io ero sopra al salone, no? E dal salone guardavo in fuori, guardavo a prua. E a un certo punto vedo arrivare questi due che si mettono lì tipo Rose e Jack a braccia aperte
proprio mentre la nave era passata già sotto la Madonnina. Nel momento in cui è passata sotto la Madonnina ha cominciato a sollevare la prua. Sì, la E celata, vedi questi due che... Esatto, la celata. E vedi questi due che scappano all'improvviso perché hanno sentito il pavimento muoversi sotto i piedi. Certo. E la celata si Perché avevano alza, voglia di fare... parecchio, attenzione, circa 90 gradi, quindi non è... E è appunto, difficile quando hanno rimanere sentito aggruppati. che si muoveva anche velocemente, e allora lì sono scappati. Vabbè, oggi insomma, Imbecilli. sì, vabbè, ma questo purtroppo capita un po' in tutti gli ambienti, insomma. Poi nell'ambiente ferroviario gli stupidi non mancano, sono all'ordine del giorno, quindi basta leggere un po' quello che succede sui social, credo che potremmo farci diverse puntate su questa cosa. Sì, a quel tempo non c'erano i social, purtroppo. E poi però ci sono i ricordi, quindi che alla fine poi testimoniano insomma anche queste occasioni qui. Sì, allora il Villa e Scilla erano due navi che erano le più recenti in quel periodo in cui tu ti stai facendo questo riferimento qui, quindi ad università tu parli quindi fine anni 90 più o meno, inizio 2000. Sì, stiamo parlando del 97-98. Il momento proprio di massima espansione della flotta, quindi lo stretto sempre pieno di zattere, di navi ferroviarie, di mezzi veloci e quant'altro, insomma un gran bel periodo per la Sicilia ma anche per la Calabria. Allora sicuramente gli obiettivi, diciamo così, erano diversi, quelli che il territorio voleva raggiungere. Il sud era meno sud. Ma c'erano ben altre, ma anche i punti di vista, diciamo, del territorio erano anche diversi, la politica lavorava in modo diverso, anche l'industria, anche diciamo, il comparto culturale vedeva tutto in modo diverso rispetto a quello che ormai siamo abituati a vedere oggi. Nino, Bagheria so che rimane nel diciamo così, sempre nel tuo cuore, E tu adesso vivi al nord, spesso noi ci sentiamo anche per questa tua straordinaria avventura che è il garage dell'Alfista. E per quanti ci stanno ascoltando, ci ascolteranno, se vuoi anche dare qualche riferimento per chi magari volesse curiosare in questo tuo progetto che è straordinario, sei libero tranquillamente di dare qualche riferimento che vuoi tu per farti seguire. L'Alfa Romeo, come? Dico, puoi dare tranquillamente riferimento per chi volesse seguire il tuo progetto, che io lo suggerisco. Allora, noi siamo in edicola in tutta Italia, tanto per cominciare. Se ci volete trovare su Facebook, facebook.com/il garage dell'Alfista. Siamo l'unico bimestrale dedicato all'Alfa Romeo che ci sia in Italia. Siamo in vendita in Italia e anche all'estero. Quindi vi invito a fare un giro sulla nostra pagina Facebook, o meglio ancora in edicola, e credo che non ve ne pentirete. Ecco. Mi permetto di dare un suggerimento per una prossima puntata. Parleremo di chi era Romeo, dell'Alfa Romeo. Perché nasce questo marchio, cosa c'è dietro questo marchio, cosa c'è dietro queste figure, queste persone. L'ingegner Nicola Romeo. Ne parleremo prossimamente. Grazie Nino, a presto. A te, ciao.